Eccoci qui con Ore 13 Salute, siamo in compagnia del dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Insomma, stiamo affrontando una tematica che riguarda tantissimi italiani, sostanzialmente metà della popolazione, perché anche chi è molto giovane, penso gli studenti, affrontano gli esami, ha voglia di stress e di ansia e insomma non è facile poi la mattina degli esami e comincia a venirti il mal di pancia, ti si chiude lo stomaco, poveri studenti, vabbè. Allora, 0422 1626 798 e abbiamo una telefonata. Pronto? Buon venerdì. Ed è già venerdì ed è weekend, quindi poco stress. Pronto? Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno. Io sono Bianca. Prego. E vorrei chiedere un consiglio un po' sul comportamento. Io da 30 anni, anche più, soffro di ansia e depressione. E sempre da allora che sono in cura, sono stata anche tanti anni in terapia per psicologi che però non hanno risolto niente. Alla fine sono riuscita a dirmi dopo tanti anni quello che già sapevo. Non c'è una motivazione per conto mio vera e propria, però sono stata molestata più volte anche da piccola. Io mi sono sempre data un po' la colpa. E poi in seguito sono stata ricattata, non potevo parlarne neanche con mio marito che era stato minacciato, e ho sempre un sacco di problemi di stomaco, di mal di testa, artrosi, periartriti, cose del genere, un'infinità di problemi. A 40 anni, 41, sono rimasta incinta perché desideravo un figlio e purtroppo con tanti farmaci non me la sentivo, non ho mai rischiato. Prendevo poca cosa, soltanto del tavolo per dormire e qualcosa di giorno per stare un po' tranquilla. Però una volta raggiunto l'obiettivo non sono riuscita a proseguire con la gravidanza perché non ce la facevo, ho fatto più di un mese senza mai dormire. Il tavolo l'ho tolto perché non riuscivo, avevo paura che facesse male al bambino e di conseguenza ero praticamente terrorizzata. In quel periodo avevo anche il papà da curare, sì, che tutti i giorni dovevo curare. Signora Bianca, guardi, scusi, cerco in qualche modo di farle dare una risposta dal nostro dottore e comunque non può dire che non ha vissuto tanto, cioè una causa ci deve essere perché ha vissuto veramente una situazione pesante. Signora Bianca, intanto le mandiamo tanti auguri e un abbraccio da tutti quanti, perché se non sbaglio la signora Bianca ha detto che è stata molestata da piccolina, ha avuto un vissuto pesante e poi ha tanti problemi, mal di stomaco, ha avuto problemi con la gravidanza. Non è che è un vissuto molto importante? Molto importante. Sì, ma il guaio è che la gravidanza l'ho interrotta perché non ce l'ho fatta a proseguire e da allora ho un senso di colpa terribile. Sono 15 anni che tutti i giorni ci penso e non riesco ad essere tranquilla. Signora Bianca, intanto veramente le mandiamo un abbraccio forte e speriamo in qualche modo di trovare una via per star meglio. Grazie. 0422 1626 798. Una testimonianza molto importante, la signora Bianca ha avuto un passato che purtroppo segna moltissimo e non è una cosa così rara negli studi degli analisti cominciare a vedere queste situazioni che si portano avanti molto nel tempo. Come la signora Bianca, tante altre persone non hanno avuto, non parliamo di coraggio, ma il modo di poter parlare con qualcuno di questo nel momento opportuno per vari motivi e quindi, come dire, questo è un evento molto traumatico che chiaramente comporta colpa, ansia, depressione. E anche insonnia, perché se non sbaglio ha citato un farmaco per dormire, quindi sì. E la gravidanza che non è riuscita a portare a termine perché in una situazione così, poi magari col padre da seguire, insomma. Ma lei ha detto ho fatto 30 anni, sono 30 anni di ansia e depressione, sono situazioni complicate, cioè sono andata allo psicologo però non ho risolto molto.
Sì, non mettiamo in dubbio, però chissà senza tutte queste azioni che ha fatto, dallo psicologo ai farmaci eccetera, chissà senza quelle se fosse andata anche peggio la situazione. Quindi può darsi che abbia tempo. Allora, cosa possiamo consigliare alla signora Bianca? Ma insomma, in via generale io direi di tenere duro e comunque di riprovare a trovare una via per star meglio, perché insomma ha dei pensieri che la fanno star male e forse è meglio tentare di risolverli, certo, in ogni caso. Si può sempre migliorare un po' la qualità di vita di noi. Sì. Penso di cominciare magari a vedere una situazione un po' più positiva e magari di parlare un po' di più con la gente. In questa società che si parla meno, magari trovare... Tutto ciò che a lei in particolare fa star bene. Vabbè, comunque ci chiami signora Bianca, noi siamo anche insomma, amici, possiamo sentirci e ci chiami anche in trasmissione, insomma siamo qui. Allora, senta, volevo sempre riprendere il nostro commento. Allora, vado subito perché sono già arrivati 11 post. Allora, abbiamo sentito i due signori, poi c'è una signora che chiede se lo stress e l'ansia possono generare malattie del sistema nervoso, come dolori reumatologici o dermatologici che si manifestano solo nei momenti di grande ansia, che però poi durano nel tempo, e ce lo scrive la signora Monica. Allora rispondiamo alla signora Monica che assolutamente sì, quindi parliamo di cortisolo, cioè tutti gli eventi stressanti per il corpo e per la mente producono cortisolo, che è questo ormone tanto citato, si legge ovunque, chiamato l'ormone dello stress, che entro certi limiti, diciamo così, diventa utile perché attiva le nostre risorse sia a livello fisico, e gli sportivi lo sanno bene, sia a livello mentale per chi deve superare certe prove della vita. Oltre un certo livello il cortisolo comincia a creare una serie di danni e la responsabilità è un pochino nostra, soggettiva, perché stiamo evidentemente portando tutta la nostra persona, quindi mente e corpo, oltre la soglia che potrebbe naturalmente reggere. Tutta questa energia ovviamente si converte in qualche modo in negativo, quindi l'eccesso di cortisolo provoca assolutamente dolori e si cronicizzano anche nella misura in cui i nostri comportamenti sono cronicizzati e quindi dal malessere o l'eccesso di attività. Ecco. Perché poi i tessuti, insomma, il corpo ne li sente, nelle ossa, nel suo sistema nervoso, è un po' dappertutto. Allora, 0422 1626 798, siamo qui con il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Allora, io prendo sempre in mano il nostro tablet, Antenna 3, Facebook. Allora, una signora ha scritto: purtroppo ci sono anche cattivi psicologi che creano gravi danni, anche perché esasperano tutti e non è facile sapere di chi fidarsi. Cioè, il problema è quello della fiducia. Non è una questione di età, dice, ma c'è questo problema della fiducia. Sì, questo Fidarsi. Purtroppo è un argomento... È un problema importante per voi? È fondamentale, cioè se manca la fiducia dovrebbe essere il professionista per primo che dice non si è creato qualcosa di importante che è la fiducia che permette poi di fare un percorso. Poi chiaramente come in tutte le categorie è importante riuscire a scegliere al meglio. Questo vale un po' per tutto nella vita. Chiaramente la fiducia è alla base di un percorso psicoterapeutico buono, se non c'è quella... Cioè uno deve entrare, onestamente dottore, quando uno entra nel suo studio si deve creare una sorta di fiducia, di empatia. Sì, di solito questa si crea soprattutto su un paio di elementi, cioè il non sentirsi giudicati, che è fondamentale per chiunque, e il fatto di sentirsi compresi, quindi nel dettaglio. Quindi questo diventa importante, cioè quando uno entra nello studio, come succede a lei, insomma il paziente che le possa confidare qualunque tipo di situazione che possa vivere e avere la fiducia e la rilassatezza che insomma, non verrà criticato o giudicato per questo. Assolutamente sì. E allora poi ci scrive Elga, dice: secondo lei lo stress può influire negativamente anche sul riposo notturno? In questo caso come possiamo aiutarci? E mi risponde assieme alla telefonata che è arrivata 0422 1626 798. Pronto? Buongiorno. Pronto? 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 Buongiorno. Sono qui, mi chiamo Nadia. Sa che io non la sento bene, signora, porti pazienza, non la sentiamo. Può parlare? Buongiorno, mi chiamo Nadia. Buongiorno Nadia. Io sono
20 anni che ho la depressione, soffro di ansia e depressione. Io ho avuto signora Nadia, allora, non la sentiamo bene, abbiamo sentito che ha 20 anni che soffre di ansia e depressione, poi abbiamo un po' perso il contatto. Se ci dice l'altro giorno? Nel 2015-2016 sono morti i miei genitori, insieme. Nella distanza di 6 mesi sono morti, io ho avuto 2 lutti. Io devo ancora superare questi lutti. Sto tanto male, piango tutto il giorno. Sono in cura da psichiatra, psicologo. Forse è caduta. Pronto? Prendo ansiolitici per dormire, pastiglie per la depressione e ancora non ho risolto niente. Da quant'è che va da un medico? Da quant'è che è in cura, signora? Ho avuto 2 ricoveri e non ho risolto niente. 2 ricoveri. Per qualche possibilità? Allora, le faccio dare una risposta dal nostro dottore. Allora, signora Nadia, tenga duro e insomma, come possiamo aiutare questa signora? E mi risponde anche al fatto dello stress sul riposo notturno che ha scritto Elga. Sì, chiaramente capisco che la signora Nadia ha avuto 2 eventi importanti e i lutti sono in cima alla lista degli eventi più stressanti di vita. Chiaramente io credo che provare a perseverare o cercare altre soluzioni con i medici, gli psicologi che la stanno seguendo sarà già qualcosa che immagino stiano tentando di fare. Chiaramente la sofferenza che lei ha è difficile da colmare in questo momento, immagino. Per quanto riguarda l'insonnia, sicuramente sì, sia per il cortisolo sia per come viviamo il nostro stato di salute, quindi diventa psicosomatico sicuramente lo stress nell'insonnia, ma anche negli incubi, nella qualità del pensiero che inevitabilmente ci portiamo. Poi quando uno si sveglia continuamente, non so, alle 3:07 per una settimana e poi la cosa, insomma, non riesce poi più a dormire. Sì, lì è proprio un ciclo che si perpetua e bisogna andare a capire le cause. Però la signora dice, mi aiuterà qualcuno, riesco a trovare un aiuto. Come facciamo a rispondere a una signora che chiede una cosa così? Ci ho fatto già 2 ricoveri. Guardi, un aiuto io credo che si possa sempre trovare. Bisogna capire poi nel dettaglio che cosa sta facendo, in che modo. Sì. Le medicine che sta prendendo. Allora, intanto un abbraccio alla signora Bianca e alla signora Nadia. 0422 16 26 798, siamo sempre qui, continuate a postare. Allora, dice signora, dopo andiamo in pubblicità, Mino Zago, la psoriasi si può considerare una malattia psicosomatica e per curarla meglio usare medicinali, creme o si può capire un motivo scatenante? Allora ritorniamo sul problema della psoriasi dopo la pubblicità con Mino Zago che ci ha scritto e cercheremo insomma di dare una risposta. Torniamo dopo. 0422 16 26 798, siamo ritornati qui in diretta con Ore 13, speciale salute, siamo col dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Allora ci siamo lasciati con un post sul problema della malattia psicosomatica e della psoriasi, perché ci sono tantissimi milioni di persone che soffrono di psoriasi e migliorano col bel tempo, con la stagione, e dice ma ci sono creme medicinali, si può capire la causa scatenante? Questa è una questione che a livello mondiale sta interessando tutti gli scienziati, diciamo così. Allora, diciamo che la psoriasi di fondo non si è ancora capito precisamente come nasce, come si sviluppa o perché al limite termina. Ci sono sicuramente una serie di farmaci che possono essere utili, però abbiamo visto che sul piano clinico può risolversi anche in altro modo, un cambiamento di vita. Ecco, una curiosità è che qualcuno ha sospettato un conflitto interno psichico nella persona, il quale poi
in qualche modo dicono si possa riflettere appunto su questo tipo di disturbo. Non essendoci una causa certa, io dico tentiamo con il buon senso di fare un po' tutte le azioni necessarie, cioè proviamo a vedere se c'è uno stress in quel momento, se c'è un conflitto che peggiora, che rende ansiosi, che quindi porta al peggioramento di qualsiasi malattia, attenzione. E poi usiamo ovviamente anche quello che ci consiglia il dermatologo, cerchiamo di fare un po' tutte le cose che possono essere utili. Se le Ma sono attacchiamo... malattie, dottore, perché poi quelle malattie psicosomatiche, come abbiamo visto anche da altre persone che ci stanno contattando su Facebook, sembra che in un certo senso diventano un fine pena mai, no? Non c'è mai un momento in cui si dice sì, la posso sistemare, no? La puoi solo mettere sotto controllo, cioè ci sarà un momento in cui magari questo corpo e questa mente vanno in equilibrio e basta, oppure si è somatizzata? Sì. No, a volte sono anche questioni che si risolvono, chiaramente bisogna fare un discorso un po' di cappello, cioè chi ha un disturbo cerca di parlarne e giustamente la tensione cerca di risolverla. Chi l'ha risolta normalmente poi insomma, cerca di dimenticarlo e non ne parla molto, però sì, diamo anche un messaggio positivo, cioè si risolvono molti disturbi psicosomatici, poi al limite in altre persone si ricreano perché noi funzioniamo un po' così, l'essere umano. Mentre l'ansia e la depressione sono delle bestie più difficili? Dipende sempre, anche l'ansia e la depressione si risolvono, direi al pari dei disturbi psicosomatici che poi in fin dei conti sono secondari all'altro stato di malessere. Senta, c'è chi chiede se l'ansia continua può portare a sviluppare la problematica, altre problematiche, cioè questa ansia continua cosa mi può portare? In alcuni casi, non tutti, l'ansia continua può portare all'esordio degli attacchi di panico. Non è una condizione sine qua non, cioè non è necessariamente così, però in alcuni casi può portare. In altri casi porta con sé solamente un peggioramento della qualità di vita. Quindi uno non vuole più alzarsi al mattino, diventa più stressato. Quindi... Stressato, difficoltà nelle relazioni o magari vive tutto con come dire, un'agitazione interna eccessiva, è costretto a non fare alcune cose che gli piacerebbe fare. Però insomma è importante riuscire a risolvere questi disturbi. Senta, e poi qui chiedono se problemi come ansia, stress, depressione si possono curare anche con la medicina naturale. Cosa ne pensa lei? Lei da medico? Ma no, io dico non escludiamo nulla, perché di fatto ho visto anche che in alcuni casi, come dire, parlando di placebo o meno è possibile. Poi comunque mettiamo anche attenzione sulla medicina naturale che usa degli strumenti o dei principi. Fiori di Bach. Abbiamo sentito montagne di fiori di Bach, no? C'è stata un po' la mania, la moda, i fiori di Bach per tutto. Sì, comunque molte persone li utilizzano, c'è chi si trova bene. Io dico, se una persona si trova bene perché non utilizzarli? Non sono nocivi, ma insomma questo vale un po' per tutto anche il settore dell'erboristeria, della magari medicina l'effetto naturale. placebo oppure un effetto di benessere. Teniamo conto che l'effetto placebo c'è anche nell'aspirina, perché comunque il fatto di fare un'azione, di ingerire l'aspirina porta con sé un po' di sollievo. Ricordo un esperimento fatto con dei bambini che avevano mal di pancia, bambini intorno ai 2 anni, e si dava loro la tachipirina. Ecco, si vedeva un effetto quasi immediato, quindi qualcosa di impossibile. Dopodiché successivamente si è creato una sorta di placebo, quindi cucchiaino, acqua e alcune gocce, poche, di tachipirina, sentono il gusto e stavano meglio lo stesso. Quindi è difficile mettere il limite fin dove c'è la sensazione. Insomma, il paracetamolo poteva essere anche limitato nell'uso praticamente. Poi come Pavlov, no? Il cane, salivazione, colore e pappa, insomma. Ecco, Pavlov appunto studiava questo. Per questo ho preso il premio Nobel nel 1904, per capire i condizionamenti che noi abbiamo. Colore, l'ambiente, tutto ciò che possa influenzare. Senta, poi, visto che ha citato l'attacco di panico, ci ha scritto una signora, dice che sembra che una delle malattie di questi anni sia il fenomeno degli attacchi di panico, e si chiede, ma sono sempre esistiti, cioè ci sono sempre stati, non se ne è mai parlato magari?
Allora non c'è una documentazione precisa perché diciamo, da poco tempo la scienza ha dato questo nome a quel tipo di disturbo. Io credo di sì. Leggendo ad esempio la narrativa nel passato, molte persone probabilmente potevano rientrare in quel tipo di disturbo. Ad esempio, così cito personaggi come Van Gogh o come la principessa Sissi, per dire personaggi di cui abbiamo un po' di documentazione sui loro disturbi e forse anche loro ne soffrivano, però come dire, non era codificata, non avevo quel nome. L'attacco di panico fa parte comunque dell'eccesso di ansia incontrollabile, la paura di poter morire, di perdere il fiato e che il cuore non funzioni, e questo è in parte naturale nella fase dello sviluppo. Quindi insomma si pone attenzione anche perché magari, ripeto, c'è il periodo adesso delle maturità, degli esami, la scuola, no, la pagelle, tutto, anche per gli studenti può nascere un attacco di panico, e magari chi a casa, insomma, per le mamme, i parenti, insomma, di cercare di capirlo, di aiutare un po' le persone. Speriamo di no, ma se dovesse succedere sappiano che insomma si può fare qualcosa, si può risolvere. Che può essere un caso isolato, insomma, che non è che subito uno si deve preoccupare, sì, giusto? Questo. Senta, abbiamo sentito, no, la problematica dei disturbi psicosomatici che insomma interessa, abbiamo sentito tantissime persone ci hanno chiamato intanto due donne, anzi ricordo 0422 16 798. La sensazione è che la problematica ansia, stress, attacchi di panico piuttosto che malattie psicosomatiche sia più femminile, cioè nella sua esperienza clinica, nella sua casistica, la donna ha una percentuale maggiore o si apre di più? Cioè è più disposta a chiedere aiuto? Diciamo, la casistica, parliamo un po' dell'esperienza clinica. Io direi che il mondo femminile è un po' più disposto ad aprirsi, ne parla un po' di più, questo non significa che siano in di più, perché diciamo, chi arriva comunque in studio per chiedere una risoluzione sono anche molti maschi. Il maschio dal canto suo ha come fattore che può peggiorare la situazione il fatto di essere prestazionale o di avere appunto un retaggio di vita per cui bisogna tentare di arrivare assolutamente a degli obiettivi, e quindi tende a vivere lo stress in modo importante. Quindi ne soffre di più, ha più problematiche? In un certo senso sì, però come quantità, se parliamo di casistica in questo senso, metterei un po' alla pari. Senta, abbiamo parlato adesso di studenti, veniamo ai più piccolini, no? I bambini, perché poi chi ha figli sa che anche i bambini possono avere le loro paure, le loro ansie e le notti insonni, perché poi quando ce l'hanno il bambino ce l'hanno anche i genitori. Allora anche ai bambini bisogna fare molta attenzione, perché insomma il mal di pancia perché non vuole andare a scuola può essere oggi, ma insomma può durare anche un anno. Allora, come si fa? Allora, intanto lì non parlerei di malattia psicosomatica, ma essenzialmente di una fisiologia normale, cioè i bambini tendono a vivere in modo ancora più intenso questa unione tra mente e corpo, quindi la paura di andare a scuola a fare qualcosa diventa il mal di pancia in modo naturale, questo va un po' tollerato. Poi se supera una certa soglia di frequenza o insomma un bambino salta eccessivamente la scuola o ha un vero e proprio blocco, allora lì possiamo parlare insomma di un evento un po' più importante che è il caso di prendere in mano, ma altrimenti è naturale che si viva anche in modo corporeo la propria sensazione. Sì, insomma, confrontandosi poi con le altre persone si ha sempre mal di pancia, si fa addirittura arrivare il vomita, cioè comunque sì, ci sono proprio casi veramente, c'è un ventaglio di casistica non indifferente per quei bambini piccoli, giusto? Questo è frequente, il vomito, il mal di testa, dolori muscolari di vario tipo, insomma, vanno un po' tenuti sotto controllo, il più delle volte si risolvono spontaneamente. Ci vuole pazienza. Ci vuole un po' di pazienza. Quella che forse noi abbiamo perso anche con noi stessi, no? Quando abbiamo quest'ansia, questo stress, perché non siamo una società tranquilla, siamo una società frenetica, sempre in movimento, e allora anche l'ambiente esterno può influenzare moltissimo di quello che noi viviamo. Direi di sì. Io dico che in genere siamo troppo prestazionali,
quindi si perde un po' il senso di noi stessi prima di tutto, ma anche del vivere con un ritmo un po' migliore. Quindi cosa possiamo dire a chi è a casa, magari, non so, di andarsi a fare un giretto fuori? Non dico perché dopo uno dice, ah ma sei diventato con shopping compulsivo, perché anche lì poi uno va a farsi un giro in bicicletta, a farsi una camminata, va a trovare un amico, cosa deve fare? Io credo che sia necessario che alterniamo all'ormai vita frenetica che tutti abbiamo più o meno, momenti in cui rallentiamo. Quindi rallentare e dedicarsi a qualcosa che per noi è importante, riprendere un po' il nostro tempo, i nostri affetti, le relazioni, vivere un po' alcuni momenti diversi dal solito. Quindi fare qualcosa che non sia così molto forte e intenso. Allora 0422162678. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Buongiorno. Volevo dire al psicologo, non sono mai andata né da un psicologo né da un psichiatra, però ho avuto anch'io l'ansia e io penso una cosa che chi non l'ha provato, dottore, non può neanche immaginare ma cos'è l'ansia. E per fortuna ne sono uscita da sola ne sono uscita con la mia volontà, perché avevo un familiare da andargli dietro e avanti indietro mi era venuta l'ansia e anche il medico mi dava delle gocce, ma io ho detto non le prendo più perché non mi fanno niente, ma gocce di quelle leggere così, ma per il cuore, ma per tranquillizzarmi, non le ho più prese e da un giorno all'altro mi è sparita. Scusi Giusy, quanto le è durato questo stato d'ansia? Cioè, 5 mesi. Quanto? 5 mesi. 5 mesi. 5 mesi e non mangiavo. Mi era andata via anche la fame. È andato via l'appetito. E l'appetito, sì, l'appetito. E dopo sono venuta in qua da sola. Ho voluto a credermi a me stessa. Perché è inutile prendere tante medicine, ma perché io penso che non ti facciano tanto, ma ti fa bene da una parte, ma neanche, ma perché non ne ho prese io di quelle magari forti, insomma tutta roba leggera, ma per il cuore così. Vabbè, quelle che le servono magari per altre patologie. E ne sono uscita da sola, 5 mesi mi è allora, lei ad esempio... Saluto la signora Bianca perché deve darsi coraggio, senza che nessuno le dica niente, che magari trovi uno e ti dice datti coraggio, non c'entra niente, devi farcela da sola. Grazie. Grazie, io adoro i nostri telespettatori perché poi si ascoltano, si sentono, si danno coraggio da sole. Allora, signora Giusy, noi commentiamo questa forte forza di volontà dopo la pubblicità. 0422162678, siamo sempre su Facebook, se volete postare, fare delle domande, siamo con il nostro esperto, il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Noi torniamo dopo. Garantito. Eccoci qui in diretta 0422162678, siamo qui col dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, stiamo parlando di ansia, depressione, malattie psicosomatiche, ma insomma siamo aperti a qualunque tipo di richiesta o di, anche di curiosità, oppure anche a un racconto di vita vissuta, di esperienza personale, come ha fatto la signora Giusy, che dice lei che ha avuto l'ansia per un tempo limitato, 5 mesi, in cui era andato anche via l'appetito, ma poi anche se doveva prendere delle goccette e detto no, ce la posso fare da solo. Forza di volontà. Bravissima la signora Giusy, che evidentemente è riuscita a tirar fuori molte risorse di sé, e sono anche molto contento di aver sentito questa testimonianza, perché purtroppo il più delle volte si parla di ciò che non va, invece questo è un caso di una persona che racconta di come ha risolto e chiuso una faccenda negativa, un malessere. Quindi è importante che persone come la signora Giusy possano portare la propria esperienza. E anche ha dato coraggio alla signora Bianca che ha chiamato prima. Io spero di sì. Senta, allora ci scrive una signora, dice i tic possono ritenersi disturbi neuropsicologici, a cosa possono essere ricondotti?
assolutamente possono essere ritenuti tali, il più delle volte vengono diciamo, attenuati oppure risolti sia in ambito farmacologico e contemporaneamente anche in ambito psicoterapeutico. I tic sono diciamo, un disturbo particolare che tende a nascere un po' nella prima infanzia o preadolescenza e poi ci portiamo un pochino avanti fino all'età adulta. In genere tendono a aumentare un po' nell'adolescenza, però questo in linea di massima, poi ovviamente bisogna sempre capire soggettivamente la persona cosa è successo, in che modo è cresciuto. Perché quindi quando una persona vive comunque un problema, un tic o comunque una malattia psicosomatica, quanto conta l'ambiente? Quanto influenza l'ambiente? Se ne è fatto un gran parlare molto nella letteratura dell'Ottocento, però insomma... L'ambiente influenza moltissimo e poi, così come anche l'ambiente creato dalle persone che si prendono cura di chi sta male, cambia molto, nel senso che lì dove i clinici comunque sanno come agire, hanno fiducia, anche lì cambia la percezione di chi sta male verso chi cura, quindi tutto è importante. Quindi l'ambiente, cioè, penso anche quando uno è piccolo, no? Se trovi anche dei genitori che ti spronano e ti invitano a essere magari un po' più forte, un po' più attivo, però neanche dall'altra parte dire sempre bravissimo, cioè insomma, essere troppo condiscendenti anche se fa una piccola capriola, cioè ci vuole una via di mezzo anche lì. Un equilibrio. Senta, e qua c'è un complimento per la signora Giusi, che dice: la signora Giusi è un esempio di donna forte che grazie al suo approccio positivo ha risolto, ma a mio parere, per chi non è in grado di affrontare e risolvere, è meglio chiedere aiuto per risolvere, per evitare situazioni che potrebbero degenerare, ma questo è solo un mio punto di vista, sto seguendo il programma, grazie. Allora grazie Roberta che sta seguendo il programma e penso che anche la signora Giusi la ringrazi. Quindi insomma c'è anche un po' di dibattito interno. Giustamente, alcune persone hanno delle risorse oppure diciamo, alcuni disturbi nascono da una situazione temporanea, chiaramente lì dove ci sono dei traumi importanti nel passato di una persona è più difficile, quindi non si può neanche colpevolizzare la persona dicendo ma come non ti tiri su eccetera, non è quello il discorso perché è ben più profonda la ferita, però insomma... È importante, no, perché poi lei adesso ha detto ma perché non ti tiri su? Perché, come ha detto lei, la cosa importante quando uno entra nel suo studio è che la persona non si deve sentire giudicata. È fondamentale che non ci sia il giudizio, assolutamente, non ha alcun senso, cioè il terapeuta deve entrare nel mondo della persona per capire, non il contrario. Quindi non sentirsi giudicato e nemmeno paragonato al vissuto personale, quello è il problema principale. No, ogni persona è unica e prima di tutto va compresa e l'esperto di se stesso siamo sempre noi, non sono gli altri devono imparare a conoscerci. E questo diventa importante. Allora 0422 16 798, siamo qui, pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Niente, volevo chiedere al dottore, io ho un nipotino che proprio anche stamattina la mamma ha dovuto andare a scuola a prenderlo perché ha tante volte mal di pancia, però quando è a casa le passa tutto. Caro, quanti anni ha il nipotino? Ha 8 anni, fa la seconda e praticamente come bisogna comportarsi, perché lui adesso penso che abbia capito ha mangiato... come si fa per andare a prenderlo a scuola. Insomma, come si dice in gergo, ha mangiato la foglia, mamma male, mamma a casa. Allora, no, dottore, come bisogna che ci comportiamo? La ringrazio, arrivederci. Grazie, allora, intanto che avevamo parlato un po' prima, no, del bambino, allora, come devono fare? Perché poi diventa un problema, perché il bambino è in una fase di apprendimento, deve andare a scuola. Deve tanto piacere la scuola. Allora, io partirei dall'idea che questo bambino sta facendo un esperimento, cioè sta provando a vedere se lì dove lui non vuole fare qualcosa può fare ricorso alla mamma ed evitarla. Per ora sta funzionando e sfido chiunque a non farlo inizialmente. Bisogna capire innanzitutto che cosa c'è a scuola che rende questo bambino teso e gli fa venire mal di pancia. Compreso quello, in ogni caso direi
un pochino alla volta provare ad allungare i tempi, a dire no, beh, adesso stai un pochino di più, poi vediamo. Se in questo modo tutto rientra, direi insomma che non è necessario fare altro. La tecnica che consiglia a questa nonna, a questa mamma, è quello di dire vabbè sì, ma ti passo a prendere fra 30 minuti. Insomma, provare a allungare un po', però prima capire quali cause. Qual è la causa? Che magari non ci sia una situazione di disagio, viene preso in giro dai compagni. Può esserci qualcosa sotto ed è fondamentale più di altro che lui si senta compreso. Io sorrido perché mi viene in mente, no, così, di sentito raccontare di questi casi, allora diceva vabbè, vengo a casa e ti faccio la puntura alla vista del lago, il mal di pancia era sparito. Ecco, insomma, sì, c'è anche una scuola metodo di un po' pensiero. più empirico, no? Un po' più forte. Insomma, però, insomma, lasciatelo là, fatelo meditare mezz'oretta e poi dopo andate. Se Capiamo perché fa così. Perché? Quindi invito la signora a parlarne anche lei, oltre che la figlia, perché mi pare che era la nonna. Con le maestre, con i maestri, a capire come mai lui vive con ansia quel momento. E che materia è? Perché magari può essere anche relegata anche la a qualcosa. materia, perché dice ma c'è matematica, gli mette ansia e va via così. E insomma è importante, sia da piccoli che da grandi siamo proprio una macchina meravigliosa che funziona e insomma che però può creare anche qualche problematica. Allora 0422 16 26 798, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Un uomo, Pronto? buongiorno. Buongiorno. Eccoci qui. Buongiorno. Volevo fare una domanda al medico. Prego. Allora, io purtroppo tra problemi di salute di famiglia e tutto il resto, 4 anni che ho perso il lavoro, sono andato in depressione e il dottore sicuramente saprà che cosa sono partito da 5 gocce, sono arrivato a 25 gocce di Rivotril, di citalopram, e 20 gocce di Rivotril al giorno e faccio fatica a venirne fuori. So che naturalmente la situazione familiare è quella che è, mia moglie sta male, non lavora, io non lavoro, non ho l'età per andare in pensione, non lo trovo perché ne ho 54 anni, non posso far parte di nessuna associazione della pensione perché non ho compiuto i 55 tipo per l'app sociale, e questo ne sta soffrendo anche mio figlio che ne ha 24 e adesso è iniziato anche lui con 5 gocce al giorno, solo che da un ragazzo di 24 anni non è che sia il massimo della vita. E anch'io ho iniziato con 5 e essere arrivato a 25 al giorno di citalopram, il medico sicuramente sa che gocce sono. Io sto prendendo anche la signora soluzione, perché naturalmente tutti quanti mi dicono il solito discorso, se per caso ti ricoverano vai peggio perché ti distruggono del tutto. Grazie, arrivederci. Intanto grazie e spero insomma che possa trovare un lavoro e davvero, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che ha un lavoro da offrire, magari recuperiamo il numero del signore, magari della zona, insomma in qualche modo ci mettiamo in connessione anche noi e intanto cerchiamo di dare una risposta al telespettatore. Sì, è difficile dare una soluzione magica, istantanea, chiaramente il signore sta molto male e questa situazione è supportata in negativo dal lavoro che non c'è e da altre questioni familiari, perché evidentemente anche il fatto che il figlio stia male credo che a lui pesi. La moglie non lavora, c'è una situazione un po' complicata. Loro stanno affrontando un momento difficile. Io consiglierei di affiancare anche ai farmaci un percorso che insomma il sistema nazionale sanitario sicuramente gli può offrire e provare anche a lavorare un po' su questo versante. Chiaramente la situazione è complessa. È pesante. È pesante, sì. I soli farmaci non è detto che risolvano perché non cambiano le situazioni o noi stessi, quindi lo invito a fare anche un lavoro di un altro tipo affiancato. Quindi insomma, sulla stessa linea sia la medicina che la psicoterapia. E poi dato un buon consiglio perché insomma, in questa situazione il Servizio Sanitario Nazionale offre dei colleghi certo, sì, una di tutto rispetto chiaramente. Certo.
Allora, senta, è arrivata la fine della nostra trasmissione, io ringrazio tutte le persone che hanno telefonato e che hanno raccontato la loro esperienza, non è facile ma li ringrazio davvero molto, ringrazio tutti coloro che hanno postato sul sito di Antenna 3 su Facebook e io ringrazio davvero molto il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, per essere stato in nostra compagnia, e noi con Ore 13 Salute ritorneremo a breve. Giusto, Grazie dottore? a voi. Grazie, buona giornata e in bocca al lupo a tutti. Arrivederci.